La Confcommercio di Agrigento guarda al ritorno alla vita economica con molta positività. Il neopresidente provinciale della Confederazione Agrigentina, Giuseppe Caruana, vede così l'immediato futuro con fiducia dovuta anche al calendario delle riaperture e alla percezione che l'incubo pandemia stia finalmente finendo. I segnali ci sono, dice, a cominciare dalla ricettività turistica che vede dei buoni dati di prenotazione. I nostri obiettivi sono quelli di dare il massimo per i nostri associati e dare loro l'assistenza necessaria, soprattutto in questo periodo di post-pandemia. La prospettiva di ripartenza è interessante, ci sono dei dati che continuano ad arrivare che sono certamente positivi, a cominciare da quelli che riguardano l'aspetto della ricettività turistica. Ci sono segnali interessanti che guardano le imminenti vacanze estive con dei buoni dati in termini di prenotazione. E questo non fa altro che fare un po' anche, come dire, guardare in prospettiva qualcosa di importante. Gli obiettivi della nostra associazione, come sempre, sono quelli di dare il massimo per i nostri associati. Le attività commerciali tutte, ogni singola saracinesca alzata ed ogni luce accesa all'interno delle nostre attività è un presidio sociale ed è un presidio di sicurezza. Ho partecipato alla prima giunta regionale nella quale proprio uno degli argomenti trattati è stato quello del fondo di 250 milioni messo a disposizione appunto del commercio, possibilità di essere fruito da tutti coloro che fanno attività di impresa. Il fondo sarà gestito interamente dall'IRFIS, con cui Confcommercio ha una convenzione attiva e quindi, come dire, una corsia preferenziale per poter raggiungere presto e meglio e magari con meno burocrazia possibile l'obiettivo di una emissione di liquidità nella propria azienda, sia di una parte del fondo perduto che è previsto, sia dall'altro con tassi molto interessanti, anzi pari allo zero in alcuni casi. Massima fiducia nel poter dire loro che noi saremo accanto a loro per supportarli, e la ripresa, che ormai diciamo sembra essere più vicina di qualche tempo fa, sicuramente aiuterà anche ad ognuno di noi a rapportarci in maniera migliore per il prossimo futuro.